Vedete, Duilio Ines, ci sono degli indicatori di malfunzionamento nella coppia, come delle spie che si accendono, vanno a segnalare quelli che sono un po' dei campanelli d'allarme nella vostra coppia. Ad esempio, un campanello d'allarme è quando nella coppia c'è troppo silenzio. Ok, c'è un problema, c'è un problema. Allora, vediamo di trovare questo problema. Partiamo dalle origini della vostra unione. sì, Ecco, sì. voi sapete che gli esperti ci dicono che la fase di innamoramento dura 3 anni. 3 anni? 3 anni? Vi sembra poco? Masa! No, vede Ines, no, vede Ines, è normale che dopo un po' le farfalle dello stomaco spariscano. Questo qua farfalle non è mai bus sullo stomaco perché io sono bigui, dottore. Non mi piace farfalle, bigui, fusilli. No, intendevo un'altra cosa. Comunque, vabbè, intendevo che la cosa importante è che quando la passione scema. Ah, che era così. No, non è un riferimento a lei. No, certo. No, intendo che. Prima offende, dopo non sto offendendo, dico che quando la passione finisce, quando passa questa passione, l'importante è che non subentri la noia. Ecco, E quindi il consiglio che vi do è quello di ravvivare continuamente la vostra unione, no? Certo. Scoprite delle cose nuove, ad esempio, non so, il vostro rapporto sessuale è vivo? Diciamo in prognosi riservata, dottore. E i nostri rapporti sono un po' come una trota fuori dall'acqua che bocchesa. Bocchesa. Pantesa. Pantesa. Anaspa. Una trota fuori dall'acqua, è italiano, sallo. Sallo? Saio. E ora sei io che non capisci. Infatti. Ritorniamo al vostro rapporto. Allora, come diceva la scema poc'anzi. No, scema non è riferito a lei, dico è un verbo. Non stai preoccuparti. I nostri rapporti non vanno benissimo, però noi abbiamo cercato di ravvivarli con alcune fasi del nostro rapporto. Bene, quali sono queste fasi? Beh, abbiamo iniziato con la fase lavanderia a gettoni. Aperto tutti i giorni H24. Però dopo siamo arrivati a fase concessionaria. Vieni a scoprirla sabato e domenica. Dopo siamo arrivati a fase pagella. Una volta ogni quadrimestre, estate esclusa. E siamo arrivati a fase del gatto. Una volta ogni 6 mesi. E a fase del can. Una volta all'anno. E a fase 29 febbraio. Ogni 4 anni. Per finire con quella attuale, la fase vaticana. Ogni morte del Papa. E siamo ancora fortunati finché dei papi che ne sedò. Manteniamo viva la speranza. Capisco. Quindi le cose non vanno così bene. Sì. Però io vi consiglio di ravvivarla attraverso, che so, il gioco. Giocate, certo, sì, anche la vostra sessualità può essere ravvivata dal gioco. Maria Vergine, mi sembra un'idea, Duilio. Cioè? Stasera facciamo un gioco. Cosa? Facciamo la dottoressa e il paziente. E cos'è che fa la dottoressa e chi il paziente? E a fare mia dottoressa che schifo come ho avuto vestito. Sì. Facciamo così, messo la dottoressa e ditesi il paziente che vuoi una visita. E come funziona il gioco? Che dite a voi subito, ma mi ti adago fra 6 mesi. Sì.